A sinistra e Rocco a destra. Fino a dove può spingersi il Cotton Club? Questa è la domanda e il motivo per seguire gli ultimi 100 minuti di regular season di una squadra già certa del primo posto, che stasera cerca la 20ª vittoria consecutiva e che ha il miglior attacco e la miglior difesa. L'Atletico Fiumicino può giocarsela comunque a viso aperto, tentando di vendicare il sonoro 4-0 dell'andata e magari sostenendo mano a mano la sfida per il titolo di capocannoniere della Lega. Amici di Fanner, buonasera dal Ciriaci, alla 29ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Benvenuti a Cotton Club Atletico Fiumicino. Cameraman, ce l'hai la lista di Cotton e di Atletico? Ok, poi li ridai. Nico, posso dire una cosa, posso dire no, non mi fanno, certe volte i ridanti, non è che potevo fare. Ti vanno via quando hai ridanti. Bene Ale. Perché tu hai siete uguali, va bene, frega anche te, hai venuto. Se sei ridanti no Ale. Stavo a giocare. Anche se questa sera le prime difficoltà per il Grazie. Andiamo subito a leggere le liste di convocati, partendo ovviamente dal Cotton Club. Numero 44 per Alessandro Barbarella, che è il capocannoniere della squadra del Cotton Club. Numero 6 per Federico Blandino, 22 per Cenicola, numero 8 per Alessio Empoli, numero 9 per Mirko Forcina, 21 per Rocco Giordano, numero 24 per Innocenzi, numero 23 Roberto Mele, che prende quindi una maglia importante, quella di Davide Lefebvre, che è squalificato. Valerio Pucci, numero 80 in porta c'è sempre ovviamente Simone Santarelli con la maglia numero 1. Per quanto riguarda invece l'Atletico Fiumicino, Marco Alongi al numero 2, Francesco Dauri al numero 8, in porta c'è Alfredo Egizio, ovviamente maglia numero 1. Seguiamo subito questa prima azione dell'Atletico Fiumicino con il tiro, si stampa alto sopra la traversa. Marco Fognani al 14, Danilo Marchionni il 10, Riccardo Mosciatti il 4, Stefano Mosciatti il numero 9 e Axelo Vrapi il numero 5. Giocala, bravi. Intanto subito a giocare il Cotton Club con il pallone per Blandino. Ancora Blandino prova a partire, poi va a scaricare da Rocco Giordano. Giordano ancora allarga il pallone, arriva verso l'area di rigore, in area non riesce Alessio Empoli a arpionare e a far partire il tiro. Vicino con Stefano Mosciatti. Non lo porta dentro, che Mi smentisco subito dalla fase di presentazione, perché purtroppo l'Atletico Fiumicino deve fare a meno questa sera di Marco Maramao, assenza importante nel Cotton Club. Sono assenti invece sia Artistico che Davide Lefebvre squalificato. Empoli veloci. Bravi. Muovila, muovila. Empoli a far girare. Muovila. Portala col tocco. Empoli. Lungo il pallone riesce l'Atletico Fiumicino a trovare un varco. Dauria. Il pallone rimane in campo con il servizio verso l'area di rigore. Subito il vantaggio del Cotton Club al quarto minuto di gioco. La firma è di Alessio Empoli con il gran cross però del capitano Giordano. Sarà meglio che gli arriva, no? Oh, dai un po'! Mosciatti prova lui a partire, subisce il fallo. La palla perché Andrea. Largo il pallone, poi arriva il suggerimento centrale adesso per Stefano Mosciatti, che è libero anche di andare da Alongi
Alongi, Alessio a filtro. eccolo il pallone sempre verso Mosciatti che prende posizione, conquista rimessa laterale. Servizio ancora per Stefano Mosciatti, il pallone che viene subito scaricato in porta con la conclusione di Vrapi di pochissimo fuori. No, ho capito, però ho avuto un attimo di perplessità. Lungo il pallone, attenzione ancora a Stefano Mosciatti che però spreca questa occasione, tenta il tiro a giro e spara altissimo. Santarelli lungo con le mani, con lo scatto tentato da Mirko Forcina, che però viene recuperato dai Gizzi. Mosciatti, non può. poi Gizzi, la rimessa lunga, colpo di testa. Però signori, però deve fare arbitrare noi. Provate a fare 5 minuti senza fare, fidere, ci giochiamo tutti meglio. Dauria, lungo il servizio, altro tiro, questa volta di Blandino, si stampa, poco fuori. Sto io, vai. Ok, basta che mi dici che hai capito. Quando si cade adesso, tanto te si vede. Se vale. Lungo il pallone, riesce a recuperare l'Atletico Fiumicino. Ancora il pallone, deve arrivare un cross in area di rigore. Il cross si stampa sul palo. Brividi per Santarelli e per il Cotton Club. Rocco, rimani su! Veloce! Blandini, sui buchi! Arriva il cross, il pallone provato a mettere Ma uno che va sulla da Marchionni in area di Rocco, rigore. rimani su! Inno, palla uomo! Marchionni scarica sulla sinistra. Arriva poi una conclusione che si spegne però direttamente in fallo laterale, non c'è nessuna deviazione, c'è la rimessa per il Cotton Club. Chiudila Stefano, porta pressione. Vai Mirko, dai. Il pallone con il colpo di testa, ancora Cotton Club con il fallo commesso da parte di Roberto Mele. Vede sulla palla. La distanza. Vede, mi spieghi perché mette la palla a terra e poi ti fa Mirko barriera. Vai davanti Angelo, davanti al portiere. Arbitro, Blandino, signor arbitro, Blandino barriera. Uguale a Stefano. Rocco. È uguale. A Stefano basta, dai! Ma pure qua il macino al 9. Qui intanto Stefano Mosciatti si fa ammonire. Riccardo Mosciatti prova Angelino, sta zitto che impari l'italiano. stemperare la tensione. Alessio, L'arbitro rimane lì in una fase un po' confusa, poi insomma per una semplice discussione riguardante la posizione in un calcio di punizione. Si riparte da questo calcio di punizione che andrà a battere Stefano Mosciatti. Il pallone però c'è anche Riccardo. Non ti aprire! 3 uomini in barriera, arriva la conclusione a giro da parte di Mosciatti. Santarelli si distende ma la conclusione è fuori. Mirko al limite. Eccolo il servizio ancora per Mosciatti dentro l'area di rigore, ancora gran risposta di Santarelli. Vale, marcature però, non è zona marchiamo l'aria, ecco. Altro calcio d'angolo, stavolta battuto male, direttamente fuori e time out. Santarelli rimette il pallone in gioco, riesce a recuperarla Innocenzi, poi la perde. Allora Marchionni ancora scarica indietro, prova il ripiegamento difensivo Forcina che subisce fallo. Bravo, muovi sta palla. Blandino Stretto. scarica indietro. Inno stretto sul dischetto, altezza dischetto.
Ecco, adesso ti apri. Aprite Blandò, aprite Blandò. Anche di prima! Chiamato in causa Innocenzi che è libero, poi Blandino, largo a sinistra, conquista la rimessa laterale. Innocenzi preferisce tornare indietro. Lungo il pallone, buono il tocco per Giordano. Giordano ancora, Giordano! Si distende Gizzi, gran risposta del portiere dell'Atletico Fiumicino. Su grande azione però di Rocco Giordano. Calcio d'angolo dunque per il Cotton Club. Zona buia, quella da cui sta per partire Giordano, lo schema, poi il tiro liberato ancora da Alessio Empoli che cerca doppietta ma spara alto sopra la traversa. E allora Atletico Fiumicino che ci prova ancora direttamente, sempre Giordano a dire di no all'Atletico Fiumicino che dovrà ripartire da una rimessa laterale. Il pallone, una serie di rimpalli, rimessa laterale, va a prendere Fognani anche a batterla. Buona qui la giocata da parte di Marchionni che scarica da Mosciatti, largo a destra, Mosciatti ancora chiuso da Innocenzi ed è calcio d'angolo per l'Atletico Fiumicino. Poco fa Piccari ha chiesto con Giuseppe Pucci un time out proprio per rivedere la fase di non possesso del Cotton, in particolare quando subisce i corner dell'Atletico Fiumicino. Sono arrivate un paio di occasioni rischiose proprio per la squadra ospite questa sera dalla bandierina. Pallone centrale per Empoli, riesce a scaricare da Blandino che carica il tiro ancora una volta e Gizzi. Lungo, poi arriva il servizio verso Marchionni, riesce ad allargare verso Vrapi. Vrapi che ha avuto l'occasione più lampante per l'Atletico Fiumicino. Marchionni, arriva il cambio di gioco verso la fascia destra, prova Marco Alongi ad arrivare sul pallone, non ci riesce, si riparte con la rimessa del Cotton già battuta da Innocenzi, poi Forcina, arriva il tocco, il pallone allargato sulla destra, pronto il Cotton, ma si torna da Empoli. Empoli allarga a sinistra, c'è Blandino, ancora Blandino, prova ad andare da Giordano, poi tenta il cambio di gioco sulla destra, recupera l'Atletico Fiumicino che prova a distendersi in contropiede, c'è il ritorno però di Forcina, ora in possesso, a dire di no all'Atletico Fiumicino. Partita anche di sacrificio quella di Forcina per il momento questa sera. Per vie centrali il Cotton Club con Giordano, buono il tocco per Forcina, messo a terra, calcio di punizione. Un destro o un sinistro? Battuta a sorpresa questa punizione, non è una buona idea. Poi Innocenzi commette il fallo su Mosciatti, inevitabile l'ammonizione. Ma dai però, dai, ti ha detto mongolone in faccia. Un ammonito ti dice mongolone in faccia, non fai niente, ci dai ammonizione primo fallo. No, però stesso peso, Oh, se stiamo a giocare niente, ma stesso peso, Io sto qua, sono venuto qua, stesso peso. Oh, ma io non sto parlando con scusami, io non sto parlando con te, scusami, non parlo con te, Patri. Oddio, non sto parlando con loro, Per me il tuo può di quello che ti pare, per ste miei non dico mai niente, però. Arriva il servizio, poi Blandino, tocco di mano adesso dal direttore di gara. Vabbè, e calcio di punizione. Io sono amico di quel ragazzo là e porto rispetto, però a me non mi parlare perché io non sto parlando con te, fammi sto favore, fammi sto favore qua. Grandi 3 Empoli ne vuole 3 e non vi aprite.
Fede, Fede. Dai, dai. Ale, non te devi aprire. Ale, non te devi aprire. Se esce Ale, se la gioca, esce Valerio, vai tu dentro. Arriva il fischio dell'arbitro, il tiro a giro e il pareggio dell'Atletico Fiumicino, gol spettacolare quello di Stefano Mosciatti, ottimo destro a giro e 1-1. No, perché se lo vuoi fare fiscale ci sta bene, però su tutte le trattenute, ma poi fatta così. Basta, giochiamo, ma sì, arbitro, non ci stiamo giocando niente, però voglio che fai tutto il lavoro bene bene, no, a volte bene, a volte male. Se decidi che lo vuoi fare così così, fallo così così. Se è termine regolamento, dai un giallo. Arriva il Se apri il servizio. regolamento, apri il regolamento. Se vuoi arbitrare con buon senso, Voglio arbitrare, non voglio parlare con voi. arbitra bene però, Altro tiro da parte di Mosciatti, questa volta alto sopra la traversa. Cotton ha subito il 38esimo gol del suo campionato. E ancora però la miglior difesa, la seconda è la Golbet con 39 gol subiti. Ovviamente prima di questa giornata però. è giusta! Alto Inno, alto. Golbet Ecco, adesso che vieni in giocherà basso. giovedì. Non rischia, cerca il la match, puzza. Ecco, bravo. ovviamente anche per la seconda in classifica non vuol dire niente perché è già certo del suo posto. Giocala. Intanto seguiamo l'azione di Innocenzi, Blandino, il tiro di Blandino, Gizzi blocca, poi ci prova Forcina e sempre Egizi a difendere il pari dell'Atletico Fiumicino. Intanto Santarelli si avventa sul pallone, arriva poi Dauria, scusatemi, Empoli Dai. cerca lo scatto ma nessuno si avventa verso l'area di rigore, raccoglie la sfera Alfredo Egizi. Fisicamente è tuo. Gran partita anche quella del portiere dell'Atletico Fiumicino. Qui attenzione a Blandino che scatta, va verso l'area di rigore, Blandino si accentra, il tiro, il vantaggio del Cotton Club stavolta a concludere è Mirko Forcina sull'asse di Blandino che ha fatto tutto bene, compreso l'assist ovviamente per il 2-1 del Cotton. Sì, 9. Toppi, 2 massimo 3 tocchi. Valerio, Empoli e Rocco, così, così. Dai, andiamo Micchetto! Angelo! Qui ancora il Cotton in anticipo, Giordano da destra, ancora Giordano, prova a partire, non c'è niente. No, è laterale, dai! Solo rimessa laterale. 50 centimetri. No, non devi andare. Il pallone spiove direttamente verso l'area di rigore. Prova a ripartire l'Atletico Fiumicino. Gran lavoro quello di Blandino in pressing. Innocenzi. Poi Empoli fa girare Giordano. Empoli. Va il numero 8, servizio verso l'area di rigore, prova ad arrivarci Blandino ma l'Atletico Fiumicino ha recuperato il pallone. Egizi va lungo, il colpo di testa, il pallone recuperato da Empoli che va subito da Blandino, colto in anticipo, ancora Empoli, questa volta riesce ad andare da Blandino che parte, tenta la conclusione. Egizi. Dai Mirko, dai Mirko. Temporeggia lei. Ale, dai, dai. Buono lo scatto qui. Giocala, una volta è giocala. difficile aggirare la difesa Solo. del Cotton che Inno, addirittura fatti vedere. evita la Mirko, rimessa allunga, dal fondo allunga del fascio, e può Mirko. direttamente partire dalla propria area. Empoli gioca anche in dribbling direttamente verso l'area di rigore, poi porta palla per un po', la scarica, ci ritorna, sempre il solito asse con Blandino. Giocala. Pallone a Gioca, Forcina. ricomincia pure, Forcina bravo deve Mirko. rigiocarla, allora preferisce andare da Empoli. Palleggia. Largo per Giordano, Giordano si accentra, prova ad andare verso l'area di rigore, il tocco è per Forcina, dai. ribadita in area di rigore la palla, poi Chiedi scusa, questa volta Empoli commette fallo. No, però secondo fallo, due cartellini. Oh, c'è qualcosa che non va. Tu falli, due cartellini.
La prossima volta vengo là e sopra allontaniamo. Ma perché? Ma guarda, se ti fa così escono solo, ma non se è mi fai ma una non è che mi minaccia. coerente te l'accetto. Sì, ma per te lo sto dicendo con educazione, non è che ti ho detto, non ti ho detto né mongoloide né stronzo, non ti ho detto nulla, ti ho detto 2 falli, 2 ammonizioni. Se è così, esco da solo, non c'è bisogno che mi cacci fuori te, esco da solo. Se mi dici che gli altri possono parlare, io non posso parlare, vado fuori, non è che mi faccio minacciata a nessuno, e mi stai minacciato però così. 20°. Oh, è una partita tranquilla, ha dato 3 gialli, È una forma di minaccia. Partita tranquilla, 3 gialli. No, comunicazione non mi dici per favore. Non mi dico il cartellino, non ho detto niente, no. Forcina, il tocco di tacco a cercare Giordano e Gizzi. Attaccato. Sorpresa. Corpo, bravo! Oh, Roberto, dà un'occhiata. Messa dell'Atletico. Vieni. Picca di Giuseppucci. Giocala. Chiedono il pressing, lo ottengono e questa volta ottengono anche questa volta il possesso di palla. Altro bel tocco quello di Forcina, poi Giordano, Muovila. Blandino Così. si gira, torna da Giordano. Empoli. Insomma, vedo io da qua di la stessa ottica mia. Gira su Pucci. Ecco. Pucci. Giordano. Pucci. Bravo. Ancora Valè. Solo! Giordano ancora si prende un po' di campo, quello che ha poi colto in controtempo il compagno, prova a tornare Blandino, subisce il fallo. Largo il Devi fermare, quanto ti sono preso? Devi fermare. Chicco, esci! arriva il servizio direttamente verso l'area di rigore. Attenta questa volta la difesa del Cotton dopo che Santarelli dalla porta, richiamato all'ordine i suoi, si passa verso destra. Il suggerimento per Giordano, buona l'idea, un po' impreciso il tocco, è difficile però andare a pescarlo. Numero 21 del Cotton, qui buon lavoro da parte di Empoli, ancora Empoli, non arriva il pallone di ritorno, prova allora a ripartire l'Atletico Fiumicino, il cambio di gioco buono a cercare Stefano Mosciatti che si accentra, si trascina troppo in avanti il pallone, allora Innocenzi per Santarelli. Buono l'aggancio, poi ancora in anticipo Forcina, serve però un avversario direttamente quasi in area di rigore. Arriva il servizio, deve arrivare uno scarico con il tiro, ancora una volta Santarelli, grandissima azione di Marchionni che ha liberato la conclusione chiusa in una morsa di 3 maglie nere. Ecco, vai. Pallone lungo verso l'area, nessuno tocca. Allora Alongi a controllare la rimessa dei suoi. Alongi va lungo, il colpo di testa, poi il servizio, il pallone cercato ancora una volta. Cotton riesce a chiudersi e a far ripartire Santarelli. Parti un pochino più stretto. Andiamo a fare go poi. Santarelli lungo. Fa niente, Mirko, dacci una mano, Rocco. Barba di muovi, per favore. Così e così. Arriva il pallone, poi il tocco di Forcina per Giordano, scatta Giordano. Bravo Fede, vai via! C'è Blandino in area di rigore. Giordano ancora, sterza. Poi va da Empoli. Empoli in zona tiro, lo piazza. Ci arriva Gizzi. Fede, rimarchi a sinistra. Non la pressarla! Non la pressare là! Mirko a destra! Rocco centravanti. Così. Rocco, non palleggiare, rimani qua. Così. Non te ne andare. Lungo il pallone. Blandi dà una mano in mezzo. Mele si lascia scappare l'avversario e arriva il pareggio nuovamente dell'Atletico Fiumicino. Un pallone che in qualche modo in area di rigore c'è arrivato ed è 2-2 alla fine del primo tempo. Cerchiamo di essere più incisivi là davanti, perché poi succede che si può prendere. No, non ce l'ho con Temi, ce l'ho quando andiamo a tirare sempre un po' così. Un minuto! Siamo nei Real Madrid del Barcellona. Palleggia che si è affaticato. No, palleggia.
Quanto manca? Adesso meno di un minuto. Ok, non ho visto. Empoli per Forcina. Forcina si gira! Ma che cosa ha fatto Forcina? È il 3-2 del Cotton Club. Un gol spettacolare di Mirko Forcina. Subisce il gol e poi Forcina la risolve così. È di nuovo vantaggio Cotton. Forcina. Non è solo palla e non è solo uomo. Allora si è buono ancora. Andiamo? Fallo, Buono il pallone, attenzione ancora all'Atletico Fiumicino, ci arriva stavolta Santarelli, il Cotton però ha qualche amnesia dietro. Arriva il servizio in area di rigore, addirittura sono in 2 del Cotton che avranno comunque tempo per riprendersi dalla botta. Finisce infatti il primo tempo e in vantaggio il Cotton Club. Stasera innanzitutto possiamo dire che eravamo super sperimentali e mancava una squadra completa, mancava Conti, Zamperini, Tinazzi, Piccheri, Artisti, insomma una squadra completa. Abbiamo rispolverato giocatori che non venivano un po', ma non per questo che sono da meno, e abbiamo giocato una formazione inedita, difesa mai vista, centrocampo visto qualche volta, e poi eravamo, diciamo, super, no, rimaneggiati no, perché mi sembra una parola cioè che sminuisce i presenti, però eravamo nuovi, sperimentali, insomma. Il bello di questo gruppo è lo spirito, perché a Lega ormai aggiudicata sulla situazione di pareggio noi abbiamo chiesto un time out, abbiamo tolto un difensore, noi giochiamo sempre a 3, ci siamo messi a giocare a 2 dietro e abbiamo giocato con le 2 punte e 2 esterni offensivi, Rocco Giordano e Federico Blandino, e abbiamo chiesto anche di rischiare a perderla la partita che non ci interessava a quel in quel caso, ma comunque di provare ad allungare la striscia di vittorie, che è un record a cui ci stiamo affezionando, che ci teniamo a migliorare di partita in partita. Quindi se il record doveva essere interrotto per un pareggio, là tanto vale che fosse stato interrotto da una sconfitta, ma comunque provare a vincerla. E siamo stati premiati, siamo stati fortunati, chiamalo insomma come vuoi, ma abbiamo trovato il gol su un'azione comunque corale dove abbiamo giocato la palla, non l'abbiamo buttata in mezzo come vediamo in tante altre occasioni, in tante altre situazioni, in tante altre squadre che buttano la palla in mezzo e fanno gol tra virgolette di confusione. Abbiamo provato a giocarla, abbiamo fatto gol su azione manovrata, 3 tocchi palla a terra, la nostra punta Barbarella che ha fatto una super stagione e a cui va un plauso perché è un giocatore di cui si parla poco, ma quest'anno c'è avuto un peso specifico determinante. L'ha girata da dentro l'area, ha fatto un gran gol, l'arbitro ha fischiato la fine, ma siamo stati bravi a non essere frenetici sebbene fosse l'ultima azione. Subito ci prova l'Atletico Fiumicino, un gol da distanza siderale direttamente dal dischetto di centrocampo direttamente alla prima azione del secondo tempo. È il pareggio dell'Atletico Fiumicino. A realizzare il gol è andato Stefano Mosciatti. Alessio sul destro, Ale. E che cazzo? Qui ancora c'è un anticipo, il pallone arriva verso l'area di rigore. Appoggiati fai. Intanto commesso fallo ai danni di Barbarella appena entrato. E più avanti, Rocco. Robby stretto che c'è inno largo. Lungo il pallone verso l'area di rigore, Gizzi esce e la fa sua. Alessio, fatte da sta palla dei innocenti, Parte l'Atletico da sinistra, parte Vrapi, poi scarica centralmente da Marchionni che va a destra. Buona la giocata, buono anche il pressing del Cotton. Arriva però un altro pallone insidiosissimo verso l'area di rigore e rischia addirittura il gol dello svantaggio. Il Cotton non è riuscito però a coordinarsi. Mosciatti, arriva la rimessa, il pallone viene spazzato fuori, ancora il possesso però dell'Atletico Fiumicino. Innocenzi prova a riconquistarlo ancora una volta, però ci arriva Vrapi, grande azione quella di Vrapi che poi scodella però in zona dove non c'è nessun uomo in maglia bianca. Rocco largo. Qui attenzione all'errore di Empoli. Era pronto l'Atletico ad approfittarne.
Poi in qualche modo il largo senza Cotton si andare. è salvato. Largo, non andare. 3-3. No! Pallone centrale, Barbarella. Oh Valerio, ci andiamo solo là girare. dietro, che non lo piate se Blandino. parte. Blandino ancora prova a partire, poi scarica. Esci Rocco, esce Sbagliato però Rocco. il Valerio, passaggio Valerio centro da area. parte di Mele. Dai Blandi, piano Ora piano, il dai. Fiumicino da destra, si accentra adesso, non solo. c'è il controllo. Barba La in ripartenza contro. del Cotton porta il pallone Buona, Blandino, poi buona. sterza. Gioca. No, occhio a Poi pallone. c'è rimessa laterale, Uomo. già battuta Ancora, Mele. giocala. Ancora Roberto Mele. Dai Angelino, respira, Angelo, respira. Innocenzi. Blandino. No. Solo. Dai, Largo c'è Mele. Questa stretta, se la gira di là stai stretto. Dai, ti va sta tappogna. Apertura sulla sinistra. C'è tutto solo Blandino, viene servito adesso. Controlla e così e così. Poi però si rigira e rimane in possesso della sfera. Stai stretto Angelo. Ancora Blandino, c'è anche Empoli. Tutto solo. Prova a partire Empoli. La conclusione si stampa di poco alta. Però non ti fa dire 3 volte no, perché sennò capisco tutti che te la dai e devi puntare là. Vieni Danilo, da una parte devi far dare. Rocco Guarda pure Danilo, così. Tesoro. Bravo Mele! Intanto fallo ai danni di Danilo Marchionni. Dai. Monella! Barba, dobbiamo stare tutti muti. Siamo tutti muti e giochiamo a calcio, eh. Calcio, non è subuteo, Giochiamo a calcio, eh. Se no se strappavamo le mani, Barbarella! Oh, io devo dire una cosa. Io devo dire una cosa in barriera, non posso dire perché Barba! Diagonale e sali. Diagonale, di più. Non t'apri! Riccardo Mosciatti stavolta Ecco. sul pallone, Mosciatti forte. prende Sali, la sali, barriera, Barba. poi Vai. Giordano Zitto, prova lui zitto a che arriva. ripartire, c'è lo scatto anche di Barbarella che è arrivato in area di rigore, invece la conclusione e il gol è di Giordano, altro gol pazzesco del Cotton Club, è quello del poker, 4-3. Oh, se svegliamo? Ci svegliamo, ci mettiamo davanti? Oh, Lo so, perché non è calcio. ci mettiamo davanti? Altra conclusione dalla distanza, questa volta deviata. Tutto perché te gli urli. E loro dietro all'urlo. Porco. Oh, hanno fatto ritirare. Barbarella, io non devo dire. Barbarella. Barba! Stai sempre là, fermi. Si va a ribattere. Altra conclusione, sempre a giro questa volta, non è sorpreso Santarelli. Rocco sempre così, attivo, attivo, al di là del gol. Innocenzi. Pallone rimane, poi c'è un tocco a metà strada a centrocampo, raccolto bene però ancora dall'Atletico Fiumicino. Una morsa di 2, Vrapi non riesce a ripartire, poi forse subisce anche il fallo, l'arbitro applica però la norma del vantaggio, arriva lo scarico da Giordano, il tocco e poi una conclusione svirgolata che però non è uscita dal campo, esce però il controllo di Giordano, così e così, rimessa per l'Atletico Fiumicino, va in pressing il Cotton Club, fallo però commesso da Alessio Empoli e può respirare allora la difesa dell'Atletico Fiumicino. Bravo Barba. Facciamoci vedere qua. La batte Alfredo Egizi. Buono il servizio verso Mosciatti, riesce a scaricare da Riccardo Mosciatti. Poi altra conclusione viene deviata dall'altra parte, Santarelli a negare il tap-in. All'esterno sinistro Fognani, il servizio per Vrapi, opposizione, non c'è il tocco di mano secondo il direttore di gara, il pallone comunque rimane lì, ci prova ancora l'Atletico Fiumicino con la conclusione di Stefano Mosciatti, c'è il tocco di Santarelli e calcio d'angolo.
Alessio, se Vieni fanno lo su, scambio, Rocco, Rocco, vieni vieni su, devi puntarli. Arriva il cross rasoterra, una deviazione improvvisa, Santarelli non trattiene e ancora una volta l'Atletico Fiumicino la riesce a pareggiare, una partita pazzesca e ancora pari, è 4-4. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? 10. Porco zio, porco. Pure le formiche. Giordano subisce il fallo di Vrapi. La colpa è la vostra, la colpa è la vostra, e quando giochiamo andiamo piano, poi ve la mettete in gioco, Gioca. Servizio lungo, Giordano si riesce a muovere bene, eccolo il servizio, poi il tocco al centro di Empoli, cercava Innocenzi che poi però è andato a deviare la rimessa laterale che è quindi dell'Atletico Fiumicino. Ho visto lo stesso vantaggio che hai dato, lo stesso Ancora identico. 4-4, l'Atletico Fiumicino che ha risposto colpo su colpo al Cotton Club. Bravo! Fa niente, bravo Barba. Venite, Barbara. Radino stretto, Alessio stretto, così. Solo. Fa niente, Bene, Entrato Cenicola bene, bravo Barba. Ca- Respira Barba. in fallo laterale però. Non rischia. Dopo il tocco di Mosciatti, sempre anche Stefano Mosciatti in pressing, serie di rimpalli, Riccardo Mosciatti, poi Stefano, il pallone arriva a Marchionni, Marchionni prova a partire, Marchionni ancora, lo scarico per Vrapi, controllo così e così, la difesa del Cotton allora riesce a ripartire, poi Giordano, subito che si proietta in avanti il numero 21 e capitano del Cotton, Giordano che viene chiuso in fallo laterale da Marco Fognani. È presto Mauri. Servizio per Cenicola che va lui a battere la rimessa laterale lunga direttamente verso l'area di rigore, fallo in attacco. Barba c'è da giocare, Calma c'è da giocare Alfredo, e non parlare. facciamo il cambio noi. Alfredo, dai, veloce. Lungo il pallone, non ci va nessuno, va allora Cenicola a battere la rimessa laterale. Empoli, Ale, non anda via da là. Innocenzi, Ale, non ti muovi dalla Veloce. pallone che torna a Cenicola, la chiede Giordano, invece c'è l'asse con Empoli, poi Cenicola, va direttamente lui da Blandino, Blandino ancora in possesso del pallone, arriva lo scarico per Empoli che la piazza, poco alta sopra la traversa. Bravo Fede, bravo Ale. Ale, non ti devi muovere da là. Movimento verticale, 10 metri avanti e 10 indietro. A che tempo? Glielo dico io se perde tempo. Ma fate proteste sensate. Per favore. Ma fai proteste sensate. Rocco, lascia perdere. Rocco, lascia perdere. Rocco, lascia perdere. A me perché te dico per favore. Rocco, lascia Mosciatti, perdere. Mosciatti ancora la scodella direttamente verso l'area di rigore, c'è Vrapi, è Vai su lui Barba! che tocca per ultimo, la rimessa è dal Quello è il fondo per capitano che il Cotton ha Club. chiesto arbitro tempo per favore. In quella situazione è inutile chiedere tempo. No, lei ha detto per favore stai zitto. Gli ha detto un'altra cosa, è il capitano. Giordano ancora si accentra, il servizio per Empoli che non riesce a controllare, anzi scusatemi, per Blandino, Blandino ancora, Barbarella libera, la conclusione, la risposta di Egizi. Siamo concentrati, guarda. Giordano riesce a controllare il pallone. Angelo. Oh, devi stare muto, oh, ma devi stare zitto, Noi stiamo a parlare e pensi a loro che prendono il giallo. Ma fatti cazzo tua. Si riprende dopo il time out la sintesi di quanto
avvenuto sulla panchina del Cotton, molto breve, sia Giuseppucci che Piccari hanno chiesto alla squadra di conquistare la 20ª vittoria consecutiva. Se ne hanno fatte 19, perché non fare la 20ª? Il Cotton, lo ricordiamo, l'ultimo pareggio l'ha fatto all'8ª giornata contro il Cortini Stabano Come, la partita è finita 1-1. Oggi siamo alla 29ª e infatti i risultati consecutivi, le vittorie consecutive sono 19, i risultati consecutivi sono 29 invece, perché il Cotton è ancora imbattuto. Giordano ancora si accentra, prova il tiro, buona l'opposizione da parte della difesa dell'Atletico Fiumicino, che poi tenta la ripartenza, non si fa sorprendere. C'è Nicola che subisce anche il fallo. Allora questo è un giallo! Ammoniscimi. Facci giocare, Vai. Vieni, riprendi, dai. Vieni. C'è Nicola. C'è Nicola ancora, apre a sinistra, Innocenzi, il pallone arriva verso l'area di rigore, lo spazza Brapi. Non la buttiamo, personalità. Giocala. Sta cazzo di palla. Eccola che ti arriva adesso, Hai una mano lì. Empoli prova a partire, c'è Blandino in recupero. Alessio, rimani qua. Innocenzi largo a sinistra, poi ancora Blandino, tenta lui, attenzione, scivola però, Non fa niente. poi decide di non commettere fallo, scelta saggia. Allora Vrapi tenta lui la ripartenza, il suggerimento però è in una zona ad alta densità di maglie nere. Si trova Blandino, largo a destra, Blandino, c'è il fallo sul numero 6. Riccardo, devo stare zitti a giocare, Stiamo parlando No, è meglio dentro, non lo mette. Alfredo! No! Vieni in mezzo! Chiudi lì! Rocco Giordano, lo spiovente, direttamente un tiro, si stampa sulla traversa ma esternamente. Là, sulla ripartenza, Fede, non deve pensare alla palla. C'è stata deviazione, dunque calcio d'angolo per il Cotton Club, sempre pallone buttato dentro da Blandino, spazza bene però la difesa dell'Atletico Fiumicino. Si riparte allora dalla rimessa che batte il Cotton. Fede, vai via. Fede, non è zona luce. Empoli, così e così. Venite qua, Valerio. E time out chiesto dalla panchina del Cotton. Gira. Passiamo troppo, ragazzi. C'è Nicola. Ci passiamo. Solo. Blandino. Il tocco è verso Forcina. Riesce in qualche modo il Cotton a recuperare il pallone solo per un attimo, poi una serie di rimpalli lì ai limiti dell'area di rigore. La rimessa è del Cotton Club. Alessio. Blandino è da saltare. Arriva il servizio indietro, Empoli. Poi Barbarella prova a liberare il tiro, Barbarella messo a terra, non c'è niente secondo il direttore di gara. Valerio, sono le due punte centrali e te va a scaricare un fallo laterale. Ma stiamo lì dentro, ma mettiamola dentro. Amo! Lungo il pallone, Nicola ci arriva, Barbarella, il tocco per Forcina con un Cotton tutto a trazione interiore in questa fase finale di partita. Sul 4-4 doppia punta Barbarella, Forcina. L'Atletico Fiumicino sta reggendo. Solo! Tira! Forcina ai limiti, prova a tirare
poi Blandino, ancora rimpallo e questa volta la blocca Egizi che poi alza un campanile. Il duello con Alessio Cenicola che si è anche conquistato la rimessa laterale. Ancora Cotton Club, fase propositiva, adesso con Blandino, Empoli. Barbarella tenta di andare da Blandino, poi torna sul pallone, questa volta c'è fallo su Barbarella. Davanti alla palla che tira! No, guarda, la punizione è nera! La punizione è nera! La punizione è nera! Ha dato lui per protesta e c'ha pure ragione, c'ha! Che sta romper cazzo! Riusciamo a prendere la munizione per proteste quando prendiamo il fallo noi! Siamo dei geni, oh! Siamo dei geni, noi siamo da studiare, eh! Fallo a noi, prendiamo la munizione! La squadra dei ritardati! Oh, ancora parliamo con l'arbitro, giochiamo a pallone. Cotton tutto a trazione Inter. Angelo in barriera, non vi vede. Raga, ma la barriera non c'è. Scusate, dicevo, il Cotton è tutto a trazione anteriore. Adesso Forcina si disinteressa, rimane il solo Barbarella sulla battuta di questo calcio di punizione. Sono 3 gli uomini in barriera, intanto rientra Giordano. Barbarella con il tiro a giro che si stampa alto. Barba, Mirko, dietro riga palla. Oh, questa qua. Ale, Blando, là! Sì, mancano 4 minuti. Rocco. Alessio, Barba, sali qua Barba. Prima. Intimidazione dell'Atletico Fiumicino che adesso sta tutto indietro. Ci prova con Mosciatti, attenzione il pallone che arriva in area di rigore, spazza il Cotton. Barbarella inciampa. Allora Vrapi. Il tocco verso destra, buona l'occasione per l'Atletico Fiumicino che poi va a scaricare da Mosciatti. Mosciatti ancora, Mosciatti insiste e poi c'è la conclusione di Vrapi, ci arriva con il guantone Santarelli. No, Ademovic, Rocche. Barba, se c'è lo scambio qua è tuo. È veloce, è veloce. No. Eccolo il piovente direttamente verso la porta, ci arriva ancora una volta Santarelli. Barba, secondo palo. Alessio, centro porta. Barba, palla uomo. Pallone verso l'area di rigore, la spazza il Cotton. Rocco ritorna qua. Non arriva la rimessa dell'Atletico Fiumicino. Aspetta il rientro di qualche uomo prima di andarla a battere. La battuta viene effettuata adesso, ci arriva Giordano, ma poi sul pallone c'è Vrapi ancora, buono lo scarico, arriva il cross in area di rigore, neutralizzato. Bravo, vale fermo, l'uomo sul secondo palo, riparte allora il Cotton Club. Forcina, controllo così e così, rimane in possesso ma solo per un attimo, poi Mosciatti, è lui che parte palla al piede per l'Atletico Fiumicino, arriva l'apertura a destra, il pallone rimane in campo, il cross verso l'area di rigore, ci arriva Cenicola ed è rimessa in zona d'attacco per l'Atletico Fiumicino. Stefano Mosciatti si accontenta e arriva a batterla Fognani, anzi va direttamente Stefano Mosciatti a batterla. Lunga la rimessa allora. Il fallo commesso ai danni di Danilo Marchionni e calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino. E non vi aprite. Anche il giallo per Rocco Giordano. Levate Rocco! Perdiamo solo tempo! Oh! Voglio giocare! Rocco! Voglio giocare! Oh! Voglio giocare!
Rocco, stai su per favore. Questo conosce tutti. Stai su. Ma che cazzo, quando vai nei posti ti salutano tutti. No, su unica punta. Brava persona, mica sono che dita qualche sorda. Brando, parti dalla riga, non andare troppo. Oh, Brando, parti da più basso. Fermo là, fermo Fede, fermo, fai tutto là. Barbarella, non aprite le gambe, sali, fermo. Arriva il tiro di pochissimo fuori, la conclusione di Stefano Mosciatti. Sali Brandino! Quanto stavo? Va a lungo. Vai, ok? Sì. Quanto? 1. Barbarella. Un time out. Barbarella ancora. Veloce, veloce, Calmo. Valerio, uno che rimane, uno che va a saltare. Manca un minuto e quindi ha sbagliato, si può correggere l'idea. Abbiamo chiesto 2 time out, c'è un altro minuto, ragazzi. Radino, mettete laggiù, a sinistra, vai! Vai! Pochissimo alla fine della partita. L'Atletico Fiumicino soffre, il Cotton è in avanti. Ok, cosa? Arriva la battuta del calcio di punizione, cercato lo schema ma la conclusione è fuori e c'è direttamente rimessa dal fondo. Pronto a batterla Egizi. Rocco, queste sono perdite di tempo. La batte Egizi. Lunga la rimessa, pallone per Giordano. Subito Giordano la gioca, prendo a sinistra, pallone per Barbarella e all'ultimo vince anche questa il Cotton Club. Alessandro Barbarella, il gol numero 22 in campionato, è il 5-4 del Cotton. Vieni. Oh, Barbarella, destra, 3-3-1. Mirko, Barba, davanti, Brandino, 3-3-1. Inno, terzo difensore. Mirko, stretto. fuori. Non ti aprire. Mirko, sali. È pronto Stefano Mosciatti, va Mosciatti, c'è la deviazione, triplice, fischio dell'arbitro. Quanta fatica per il Cotton Club, la vince soltanto all'ultima contro un ottimo Atletico Fiumicino, una partita pazza e spettacolare. I gol del Cotton quasi tutti da copertina, ma da copertina è soprattutto la prestazione dell'Atletico Fiumicino che quasi riesce a fermare sul pareggio il Cotton. Alla fine però vince anche questa, la squadra di Giuseppe Pucci, è la 20ª vittoria consecutiva in campionato e alla prossima si chiude in bellezza contro la Golbet. Stasera innanzitutto possiamo dire che eravamo super sperimentali e mancava una squadra completa, mancava Conti, Zamperini, Tinazzi, Piccheri, Artisti, insomma una squadra completa. Abbiamo rispolverato giocatori che non venivano un po', ma non per questo che sono da meno, e abbiamo giocato una formazione inedita, difesa mai vista, centrocampo visto qualche volta, e poi eravamo, diciamo, rimaneggiati no, perché mi sembra una parola che sminuisce i presenti, però eravamo nuovi, sperimentali, insomma. Il bello di questo gruppo è lo spirito, perché a Lega ormai aggiudicata sulla situazione di pareggio noi abbiamo chiesto un time out, abbiamo tolto un difensore, noi giochiamo sempre a 3, ci siamo messi a giocare a 2 dietro e abbiamo giocato con le 2 punte e 2 esterni offensivi, Rocco Giordano e Federico Blandino, e abbiamo chiesto anche di rischiare a perdere la partita che non ci interessava a quel in quel caso, ma comunque di provare ad allungare la striscia di vittorie, che è un record a cui ci stiamo affezionando, che ci teniamo a migliorare di partita in partita. Quindi se il record doveva essere interrotto per un pareggio, là tanto vale che fosse stato interrotto da una sconfitta, ma comunque provare a vincerla. E siamo stati premiati, siamo stati fortunati, chiamalo insomma come vuoi, ma abbiamo trovato il gol su un'azione comunque corale dove abbiamo giocato la palla, non l'abbiamo buttata in mezzo come vediamo in tante altre occasioni, in tante altre situazioni, in tante altre squadre.
squadre che buttano la palla in mezzo e fanno gol tra virgolette di confusione. Abbiamo provato a giocarla, abbiamo fatto gol su azione manovrata, 3 tocchi palla a terra, la nostra punta Barbarella che ha fatto una super stagione e a cui va un plauso perché è un giocatore di cui si parla poco ma quest'anno c'è avuto un peso specifico determinante, l'ha girata da dentro l'area, ha fatto un gran gol, l'arbitro ha fischiato la fine ma siamo stati bravi a non essere frenetici sebbene fosse l'ultima azione.